Partiamo da lì, dal piede, magari se lo inquadriamo anche, come Palla, va? anche il piede. Ma sto meglio, sì. No, purtroppo dispiace perché è una cosa che non ci voleva, è stato uno scontro in allenamento, essendoci questa piccola frattura ci vuole un po' più tempo, ecco, per recuperare, però ho ripreso a correre, spero la prossima settimana di aumentare per aggregarmi con la squadra, ecco. I tifosi, la squadra, tutti ti stanno aspettano i tuoi gol per la salvezza. Fisicamente come stai? Ma fisicamente sto abbastanza bene, è chiaro che in questa settimana ho potuto lavorare solo in palestra e quindi anche per questo ho bisogno di rientrare abbastanza in fretta in campo ad allenarmi. Poi ripeto, la condizione la acquisti allenandoti e giocando poi la domenica. Spero che sia un discorso così temporaneo, ecco, di ancora un po' di giorni per poi entrare a pieno ritmo. L'esordio quando sarà? Ma ad oggi spero sabato con la Ternana, ecco, l'obiettivo è riuscire ad arrivare chiaramente non al massimo, però almeno cominciare a giocare, che è quello che voglio io, come vogliono tutti quanti. I tifosi qua sono stati tantissimi oggi, chiederti autografi, fotografie, come stai vivendo la piazza? Bene, bene, mi piace, si vede l'attaccamento della gente, l'affetto che c'è nei nostri confronti. È normale che poi quando l'andamento non è dei migliori si noti e traspare il dispiacere, però siamo convinti di risalire la classifica e di dare della soddisfazione ai tifosi. Nel caso in cui dovessi giocare, lo faresti sempre con il tutore al dito? Sì, adesso stiamo valutando un po' anche le ipotesi del tutore o comunque delle protezioni, perché oltre a chiaramente il fastidio che c'è, però magari il rischio può essere riprendere un'altra botta. Però indipendentemente, quando un giocatore poi va in campo con tutore o con un tutore, se è in campo vuol dire che può giocare. Eh, Quelli che dicono ma tanto tempo che è fermo, farà fatica a entrare in condizione, tu cosa ti senti di dire? Che la normalità delle cose è questa, però comunque a me manca solo il ritmo partita, perché comunque mi sono sempre allenato e mi ero allenato con la squadra in queste due settimane. Non ci vorrà molto, ogni settimana va sempre a migliorare, quindi spero a breve, ecco, di scendere in campo. Stai vedendo il Padova purtroppo da fuori adesso. Cosa manca per fare quella scintilla? Quale deve essere per fare quel passo in avanti in classifica e anche nei risultati? Ma in queste ultime partite penso che ci sia stato un migliorare giorno dopo giorno, partendo dalla partita in casa col Brescia, che quella non è stata una partita positiva, però a Bari, nonostante la prima parte abbiamo sofferto anche comunque per merito loro, abbiamo fatto un gran secondo tempo e avevamo anche la possibilità di vincere. Sabato con il Crotone comunque è stata una bella partita giocata bene da tutte e due le squadre, considerando che comunque il Crotone sta nelle zone alte di classifica. Alla fine meritavamo anche più noi per le occasioni che abbiamo avuto, quindi le prestazioni ci sono e bisognerebbe riuscire ad avere anche quel pizzico di determinazione, quel pizzico di fortuna anche che ti gira l'episodio, dove anche magari riesci a fare una vittoria. Anche la vittoria ti dà comunque 3 punti, ti dà più serenità e ti porta a fare i risultati che noi tutti ci aspettiamo di fare.